Castrum Favara ai 16esimi di Coppa Italia Serie D. Non è un caso, dopo l'1-0 al Gela e quello di Ragusa. Ai 32esimi finisce 3-1 con l'Igea Virtus, l'attuale capolista del girone I in campionato. Squadra specchio col 3-4-3, clima sereno al Brucoleri con i circa 30 tifosi provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto che mostrano solidarietà alla cittadinanza di Favara dopo l'alluvione che ha portato alla scomparsa di Marianna, madre di famiglia su cui le ricerche sono ancora in corso. Il Favara vede atterrare De Mini in aria, non c'è nulla per Iorfida di Collegno. Un fulmine a ciel sereno al 27esimo, regalo di Barone per Privitera che da fermo lo batte per l'1-0 della Castrum Favara al primo tiro in porta della partita. Botte e risposta senza troppi sforzi dopo 4 minuti. Palme trova Ferrara, grande controllo per l'1-1 all'angolino. Al 31esimo il pareggio dell'Igea grazie al prodotto del settore giovanile del Sassuolo. Prova di rimonta con il piazzato fuori di Dimino e la botta di João Pedro respinta da Gerlero. Nel secondo tempo altro contatto reclamato dal Favara, poi l'episodio curioso in cui l'arbitro estrae per sbaglio il rosso a João Pedro, tutto corretto con l'ammonizione. La punizione di Kosovan è centrale, prende campo il Favara, Kosovan per Leone, tira al volo lisciato, si ritrova circondato anche da 3 avversari. L'Igea subisce ma ha l'occasionissima per prendersi la partita, con Di Paolo a portiere superato, Vaccaro sulla linea è decisivo. Il Favara non ci sta, entra Frangiamone, sua la pennellata perfetta per la testa di Nacho Varela. Decise il primo turno a Ragusa, qui riporta avanti il Favara al 60esimo. Frangiamone si vuole prendere anche il gol dopo l'assist ma non le indirizza bene di testa. In area il tocco di mano di Mirasci e col braccio attaccato al corpo. Occhio a Ferrara dall'altro lato che sfiora la doppietta personale. I cambi fanno ancora la differenza per il Favara. Piazza in verticale per Kosovan, rientro e 3-1 all'80esimo. Favara che non segnava 3 gol in una partita ufficiale dal 3 novembre 2024, quasi un anno fa. Spazio pure per il possibile poker con De Min a lato. Al successo contribuisce anche Gerlero con una chiusura su Cardinale. Vola ai 16esimi dunque la Castrum Favara, ci sarà la San Cataldese. Primo successo su questa panchina per Nicolò Terranova a riscattare le ultime 3 di campionato in cui ci sono stati 2 KO e un pari. Nel weekend trasferta a Torre Annunziata con il Savoia. Per l'Igea ci sarà il Sambiase in casa.